Ospite con noi Daniele Marini, parliamo di agricoltura, tempi un po' particolari, no? Marini di questi tempi, che porta un po' a riscoprire quelle che sono anche le tradizioni forse perse di un passato dove ad esempio il Gran Turco in Friuli, Venezia Giulia, ma nella ruralità della campagna friulana veniva coltivato, no? Sì, veniva coltivato, soprattutto veniva utilizzato per l'alimentazione del bestiame, certo, ma anche dell'uomo attraverso la polenta, per cui al momento in cui sono arrivate le varietà migliorate, poi ancora di più gli ibridi di coltivazione, diciamo così, di selezioni americane, c'è stata una piccola resistenza in Veneto e Friuli, Certo. una piccola resistenza che dicevano ma non mi piace di più il mio. Che periodo possiamo cominciare un po' a tracciare quanto riguarda quello che lei oggi ci vuol proporre? Beh, la scomparsa di queste cose, diciamo così, risale agli anni 50-60, addirittura io mi ricordo di mio nonno, il giorno che coltivava una varietà che era il cinquantino, poi probabilmente, e mi disse mentre sgranavo insieme a lui, questo è l'ultimo anno, prossimo anno non lo coltiviamo più. Io ci rimasi male, forse questo ha determinato anche il futuro, certo, diciamo così, alcune mie inclinazioni. È per una questione di costi, secondo lei già all'epoca, oppure perché il Gran Turco americano, come si dice, cioè quel famoso mais, no? Produceva di più, insomma, c'è poco da fare, produceva di più, l'idea di produrre di più e c'è più guadagno. È vero che però anche la produzione maggiore ha portato anche a una diminuzione notevole del prezzo, no? Di questi, c'è sempre l'incertezza, perché è anche vero che la gente non mangerebbe se si producesse come si produceva 100 anni fa. Quindi non è che si va a giudicare, però diciamo qualcuno ha resistito. Pochi, ma qualcuno per casa sua, magari non per la produzione, si teneva il suo seme. E per fortuna questo, a scuola un giorno è capitato un ragazzo, un mio alunno, mi ha detto guardi che io ce l'ho, perché ogni tanto parlo di queste cose anche a scuola, e mi ha portato questa varietà, e lì è nata una storia, perché poi ho detto, io pensavo fosse il bianco perla, però poi piano piano mi sono accorto che le spighe avevano un colore, diciamo più che colore bianco, diciamo un aspetto traslucido, no? E sono imbattuto in questa vecchia pubblicazione che oggi è comunque presente nelle nostre biblioteche, e a un certo punto mi sono imbattuto nell'elenco delle varietà che si coltivavano. Questa è una pubblicazione del 43, siamo proprio agli sgoccioli, diciamo così, dell'armistizio. È ancora una pubblicazione che fa riferimento a Mussolini, su una cosa interessantissima peraltro. E dice, no? Vi sono anche ottimi granoturchi agostani bianchi, oltre alle righette bianche già nominate, di cui sono tipici il perla o bianco di Piave e il bianco olio del Friuli. E io ci sono rimasto perché ho detto, ma guarda, ero un po' che guardavo queste spighe e dicevo, ma questo non ha lo stesso colore di quello, e in effetti adesso io sono interessato a vedere se questa varietà può essere, è stata già iscritta come bianco perla, diciamo così, è stata iscritta in regione anche grazie all'intervento di Pietro Zandigiacomo all'Università di Udine, e quindi è già stata catalogata questa varietà. C'è una riscoperta, possiamo dire, no? E adesso abbiamo un patrimonio che sostanzialmente dobbiamo sicuramente conservare, perché c'è una citazione che è degli anni 40, quindi una citazione che ormai ha più di 70 anni, no? 73 anni. E se si riesce a riportare il colore e l'aspetto traslucido di questa varietà, siamo in presenza di un vero materiale, diciamo così, friulano. Sì, uno mi può dire il mais non ha origine nel Friuli, perché chiaramente il mais è arrivato con Colombo, con Cristoforo Colombo, però la legge dice che insomma, se uno coltiva, adesso se mi ricordo bene, ma non importa se sono 40 anni, sono 30, sono 20, se uno coltiva per 40 anni un qualche cosa, questo diventa friulano, insomma, a tutti gli effetti. Senta, ma questo grano poi, Gran Turco, potrebbe essere commercialmente parlando, fuori dai denti, insomma, può essere piazzato anche nei mercati, secondo lei? Ma per come lo coltivo io quasi non ha senso. Certamente potrebbe essere un hobby, insomma, sì, tanto per portare avanti la dal tradizione. punto di vista hobbistico sicuramente ha rilievo e ne avrà probabilmente sempre di più. Per portare queste cose
di nuovo ha una valenza anche economica, toccherà fare ancora qualche passaggino. Insomma, la Blave dal Cinquanten bisogna tenerla viva, no? Bisogna tenerla viva. Dopo, per quanto riguarda l'aspetto economico, sinceramente ancora io non vedo tutta questa possibilità, perché siamo in presenza di produzioni intorno ai 30-35 quintali a ettaro. Io per esempio non concimo con fertilizzanti chimici, quindi faccio un po' di micorizzazione che vedo che è molto utile e ottengo buoni risultati lo stesso, però diciamo che molte cose sono fatte a mano, anche perché inevitabilmente si fa a mano, diciamo che è per amatori, no? Però nel tempo io vedrei anche, ci sono già delle società, delle cooperative, delle aziende agricole che si interessano di fare polenta di un certo tipo, fatta con certi materiali, e chiaramente loro dovranno essere leggermente più industriali di me, e sicuramente questo ha un rilievo. Si passa, diciamo, verso i 2,5 euro a chilogrammo la farina, diciamo così, più o meno, quando dobbiamo dire che il mais, per esempio, venduto come granella, siamo sui 10 euro al quintale, che vuol dire 10 centesimi al chilo. Ecco, questo è il livello, è un livello che non garantisce una redditività, oppure chiaro, se c'è la qualità, allora uno dice la pago un po' di più, ma fino a che punto la posso pagare di più? E questo è un po' un limite. Però indubbiamente la polenta fatta con questo grano ha un altro sapore, io non tornerei indietro dal mio punto di vista, insomma, mangio questa oppure quella del rosso carnico, magari lo rivedremo se avremo altre occasioni, porterò il rosso carnico di Enemozzo, che è un'altra bellissima popolazione, si fa un'eccellente polenta gialla. Questa è un'eccellente polenta bianca. Perfetto, grazie al nostro ospite.